Festa a sorpresa per il parroco Don Francesco Cancelli. In occasione dei 25 anni di servizio svolti presso le parrocchie del Divino Amore, Valle Radice e San Vincenzo Ferreri, i fedeli hanno voluto rendergli omaggio. E così nella consueta celebrazione cauristica delle 17:30 presso la chiesa del Divino Amore in località Pontrigno, Don Francesco è rimasto sbalordito da tanto affetto. Una grande sorpresa che non avrei mai immaginato, difatti mi sono subito emozionato a vedere questa gente così a un'ora che per me è insolita, la domenica. E devo dire che sono stati bravi questi collaboratori a così, prendermi in giro, diciamo, si vuol dire così, inventandosi una bella scusa, ma non avrei mai immaginato, anche perché diciamo, la data dell'anniversario del 25esimo del mio ingresso nella parrocchia di Valle Radice qui di Pontrigno era a ottobre scorso, quindi avevo detto passata la festa, Gabbato Santo, è finito il pericolo e invece così mi ritrovo, è una cosa bella e per ringraziare Dio tutti insieme, allora con la gente che mi ha voluto bene in questi 25 anni, che mi ha sopportato e anche supportato. I 25 anni sono una bella tappa, siamo i primi, non sono stati per fare i secondi, però certamente sono stati anni importanti di impegno, a volte anche di sentire molto la stanchezza, però ecco, la bellezza di avere intorno tantissima gente di queste due comunità, anzi direi quasi tre perché San Vincenzo è una comunità a sé stante, che mi hanno voluto bene, che mi hanno aiutato e incoraggiato. Ecco, la fatica è stata tanta perché mi sono dovuto dividere, però ecco, è come il pane che Gesù ci fa dividere per sostenere tutti. Don Francesco è diventato sin da subito un faro, una persona con la quale avere un rapporto molto aperto, molto sincero, molto leale, pronto ad accogliere tutte le istanze e tutte le richieste del suo popolo, che subito lo ha accolto come suo pastore e guida. A Don Francesco auguriamo di continuare questo suo ministero sacerdotale, pastorale, in queste comunità. Certo che non mancherà a lui la forza, la volontà, la tenacia, ma soprattutto quella forza che gli è riconosciuta e che gli viene riconosciuta dalla fede che ha e che ha saputo traspondere a tutti. Gli auguro la capacità di sperare sempre in nuovi inizi insieme con le comunità di cui sarà pastore e di credere sempre che si è chiamati per sempre.